È stata indetta per sabato 14 giugno la conferenza stampa indetta dal Comitato Spontaneo Mare Nostrum presso il chiosco del parcheggio alle spalle di Torre Carlo V a Porto Empedocle sulla vicenda del dissalatore, voluta per presentare una petizione che sarà inviata al Presidente del Consiglio e ai consiglieri comunali di Porto Empedocle, alla presenza del sindaco di Porto Empedocle Martello, a Sua Eccellenza il prefetto Caccamo, al commissario nazionale per l'emergenza idrica, responsabile dell'autorità portuale di sistema della Sicilia occidentale, al responsabile regionale di Sicilia Acque e al presidente del consorzio comunale di Agrigento Pendolino, per richiedere lo spostamento del dissalatore nella sua installazione definitiva nell'area pubblica industriale ex ASI, dove già esistono tutte le opere murarie e le tubazioni di proprietà della stessa regione siciliana. Le grandi perplessità generate in questa settimana dalla realizzazione di quest'opera hanno infatti motivato un gruppo di cittadini a indire una sottoscrizione per una petizione online che in meno di 5 giorni ha raccolto oltre 500 firme. La realizzazione del dissalatore nel sito prescelto, l'area concessa all'Enel, dai promotori della petizione è ritenuta irrispettosa del territorio, in quanto calata dall'alto e al contempo contraria agli strumenti di programmazione urbanistica ed economica in fase di approvazione, con il rischio di compromettere definitivamente ogni altra alternativa di sviluppo economico.